È un grande sogno che si realizza, è un grande sogno. Come amministrazione comunale abbiamo dato la disponibilità del nostro territorio. Il ringraziamento va ai 17 Vespa Club, agli oltre 200 volontari che daranno vita ad un evento unico, un evento anche molto sentito perché gli organizzatori sono tutti appassionati di Vespe, quindi ci sarà un entusiasmo che deriva da una passione e soprattutto permetterà a oltre 5.000 vespisti provenienti da tutto il mondo di conoscere non solo le nostre terme millenarie, ma tantissime bellezze della regione del Veneto, bellezze culturali, bellezze artistiche, imprenditoriali, e questo appunto voglio ribadirlo grazie alla passione di tantissimi vespisti veneti. I vespisti sono obbligati a fare un salto, si può anche fare, diciamo così, l'adesione giornaliera, ma soprattutto i curiosi e soprattutto i bambini hanno l'occasione di vedere questi fantastici mezzi su due ruote, perché nell'epoca della modernità alcune volte fare un salto nel passato e vedere quanto grande è stata l'Italia grazie alla Vespa fa bene anche ai più piccoli. È un raduno a carattere internazionale, quindi non solamente italiano, non solamente europeo, ma addirittura mondiale. Avremo la presenza di ben 55 Vespa Club esteri. Si caratterizza per 4 giorni, comunque dedicati 2 alla scoperta del territorio veneto, quindi tutti i tour mirati per conoscere le varie sfaccettature del territorio veneto, dalla montagna al mare alle colline, e poi ci sono attività comunque dedicate allo sport con la Gincana, un concorso di eleganza nel quale sfileranno delle vespe particolari chi è abbogliato con il mezzo stesso in cui sfila. Appuntamento dal 4-7 luglio a Montegrotto Terme, vi aspettiamo.